Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Live Splash del vostro Maretto Veneziano con il circuito che avete visto nella mascherina principale che è quello di Saturno. Adesso parliamo un po' di questo circuito che avete visto che ai lati ha i due simbolini di Giove e sotto ha il simbolino dell'infinito proprio per rinforzare il messaggio a livello vibrazionale. Poi c'è la cornicetta che praticamente disimpegna sempre da energie negative il circuito radionico offerto e regalato da Maretto Veneziano e da Hildegarda. Abbiamo studiato per diverso tempo questa soluzione, c'è il decagono, il triplo decagono che rafforza la creazione di questo simbolo vibrazionale. Il potere di Saturno, cioè nel senso cosa dà Saturno a chi lo utilizza? Chiaramente si mette il nome e cognome e l'intento dentro. Dà la forza del lavoro, della stabilità, dello studio a lunga durata per quelle persone che sono lenti a studiare, dà, come si dice, il senso dell'osservazione, dell'ostinazione, gente che magari è giù di morale e quant'altro. Voglio anche dirvi però prima di iniziare questa piccola pillola che nel canale YouTube potete iscrivervi in quello di Ildegara e quello di Marietta Veneziano, oppure potete venirci a trovare nei nostri gruppi social in Facebook dove mettiamo anche questi circuiti scaricabili gratuitamente, oppure potete andare in sito capitano.altavista.org, qui sotto ci sono i link in descrizione, in descrizione ci sono i link, scusate, e potete collegarvi al sito capitano.altavista.org dove ci sono 20 ebook, di cui 4 di chiriologia, e ne hanno già scaricati 150.000. Il Marietto ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici. Quindi parliamo un po' di questo Saturno. Saturno è praticamente composto, e intanto metto qui in sovrappressione il circuito così è più chiara la cosa. Il simbolo di Saturno è composto da due elementi, la croce superiore, no? Che è il simbolo della materia concentrata e materializzata, con la caducità e i cicli della nascita, vita e morte ad essa collegata. E la mezzaluna, un elemento che indica ricettività. La posizione interiore del mezzo luna del simbolo Saturno indica come la falce, simbolo di Saturno, o perlomeno la della deità collegata al pianeta nella mitologia antica romana, avente l'omonimo nome. Saturno, dio della morte e dell'ombra, dio per antonomasia della caducità della vita, che ingoiava i suoi stessi figli per indicare che tutto ciò che nasceva nella materia ed essa tornava morendo. Quindi voi avete visto il simbolo di Saturno, come si suol dire, nei vari loghi delle multinazionali. Ad esempio ci sono ditte di auto che hanno questo simbolino, cioè praticamente che questo pianeta ingoia i propri figli, no? Saturno è il papà di Giove e quindi voi sapete che Saturno è il sesto pianeta più grande, scusate, sesto pianeta lontano dal Sole ed è il secondo più grande del nostro sistema solare dopo Giove, no? Quindi ha queste caratteristiche importantissime di, come si suol dire, di ricostruzione della materia, cioè la materia nasce, poi viene ingoiata e si ricicla per una nuova continuazione. È sempre anche stato visto come un simbolo di dominio, di potere, infatti i grandi della Terra, anche ultimamente c'era un Bros che aveva un simbolino che stilizzato voleva dire Saturno. Oppure molte multinazionali usano un anagramma o diciamo una frase che riporta Saturno. Bisogna ricordare anche che il nome segreto di Roma era chiaramente Saturno, Saturnia, no? Infatti nell'antica Roma, ad esempio, cioè nell'antica Roma, quando ad esempio nelle guerre gli antichi conquistavano una città, andavano a cercare il genio dominante di questa città ed era tenuto segreto. Roma era Saturno, Saturnia, boom. Questo è solamente per dirvi delle piccole cose. Quindi ricordatevi che questo simbolo, no? La croce che rappresenta la materialità, la mezzaluna che rappresenta il riciclo,
è il simbolo che rappresenta la nascita e la morte e la continua evoluzione che abbiamo noi. Quindi, di conseguenza, possiamo utilizzare questo circuito che non è un sigillo, ricordatevi, no? Per chi ha dei ritmi lenti, per chi vuole una svolta nella vita, chi vuole un lavoro, una stabilità, chi vuole una dominazione, ecco, chi vuole praticamente queste peculiarità può utilizzare questo circuito radionico tranquillamente. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.